Buona giornata, ben trovati dalla redazione di 7 in punto. Questa mattina ci occupiamo di Cina, di cinesi, ci occupiamo anche di imprenditorialità, di un sistema che forse non conosciamo così bene perché non siamo ovviamente, la maggior parte di noi non sono degli addetti ai lavori. Il titolo che abbiamo scelto è Invasione cinese, naturalmente col punto di domanda. Cercheremo in qualche modo insomma di dare una risposta a questa domanda con due ospiti. Il primo ve lo vado subito a presentare, do anche il benvenuto a Giannino Gabriel, benvenuto Presidente. Grazie. Presidente di Federazione Moda Italia. Allora, Veneto, certamente, giusta precisazione. Secondo lei c'è un'esatta percezione di quello che è, diciamo, un sistema che sta dentro a un altro sistema, cioè un sistema legale che però in qualche modo ha a che fare con un sistema che invece inficia poi il lavoro di chi segue la legalità, segue tutta la normativa? Diciamo che il sistema cinese, visto anche sotto il profilo di quello che è stato per l'Italia l'esperienza di Prato, ha costretto i commercianti e i produttori locali a piegare le gambe. Perché? Perché praticamente non si osserva da parte dei cinesi tutta quella regola che dovrebbe costituire il presupposto per un mercato, un andamento, diciamo fra parentesi, normale, quello che utilizzerebbero le aziende italiane, anche da parte dei cinesi. Questo non avviene, un po' alla volta si sono impadroniti del sistema, diciamo, di produzione e di distribuzione, cosa che sta avvenendo anche adesso nelle nostre zone, quindi noi siamo preoccupati perché il sistema Prato in qualche modo si sta trasferendo nel Rodigino, perché sembra una zona che abbia la vocazione e le caratteristiche adatte per essere terreno di conquista cinese. Ecco, poi la e quindi Cina... che cosa si registra? Mi scusi se la interrompo, lì a Rovigo, insediamenti anche... Ecco, si registrano insediamenti, affitti di capannoni dove cominciano ad insediarsi e svilupparsi sempre di più, diciamo, quelle che sono attività cinesi, che poi il prodotto anche, diciamo, con l'interessenza e la commistione anche di aziende italiane, di artigiani italiani, viene girato e trasferito in quelle che poi sono distribuzioni cinesi, per esempio Padova. Per esempio Padova. Senta, ma diciamo, se noi prendiamo per esempio gli ultimi 10 anni, lei che cosa si sente di dire? È questo un mercato, perché poi se c'è crisi, no? E le aziende italiane, le aziende venete chiudono, come si spiega il fatto che io ho letto qui dei dati, voi avete insomma in questo convegno di qualche tempo fa vi siete occupati proprio di numeri sostanzialmente, no? Perché i numeri poi danno sempre più l'idea del fenomeno. Imprenditori cinesi più 40%. Sì, diciamo gli imprenditori, se facciamo una disamina da quello che è stato l'inizio, diciamo nel 2003, oppure un punto significativo da recuperare dal 2003 al 2015, i cinesi nel 2003 erano 8.000, adesso sostanzialmente sono 32.000, quindi c'è stato un aumento esponenziale della presenza cinese, pari a circa il 0,7% della popolazione italiana. Nella sola Treviso abbiamo 8.000 cinesi, a Padova ne abbiamo 7.500, 7.600. Quando parla di questi numeri intende di popolazione o imprenditori? Di popolazione cinese. Se poi andiamo a fare un riferimento d'impresa, diciamo che nello stesso periodo, quando gli imprenditori italiani hanno licenziato 73.000 unità di dipendenti italiani, i cinesi hanno aumentato 6.700 dipendenti, sempre cinesi e ovviamente assunti da ditte cinesi, perché diciamo che è un circuito un po' chiuso. Quando vengono assunti da ditte cinesi, che differenza c'è? Ma la differenza c'è che si presume che magari non siano in regola esattamente 8 ore al giorno, qualcuno stima una percentuale piuttosto rilevante di ore fatte, diciamo fra parentesi, non regolari. Ti assumo per 4 ore al giorno. E magari ne fa qualcuno in più. Magari ne fa qualcuno, fa parecchie in più. Ne fa parecchie in più. Ma questa espansione, perché poi
insomma, a tutti è capitato, no, di acquistare Certo. anche in questi magazzini che sono un po' standardizzati, no? Sì. Però così l'impressione quando si entra in questi ruoli non è quella di, non so, come quando entri in un ipermercato, piuttosto che, cioè, il fatto che cioè, c'è mercato, voglio dire, non è che tu entri e devi fare, ne so, coda alla cassa, piuttosto che non c'è l'impressione che in realtà ci sia tutto questo guadagno da parte di... perché si tratta spesso anche di strutture belle, insomma, importanti. Sì, guardi, domanda interessante la sua. Allora, ci si chiede come mai facciano a stare in piedi, come mai Esatto. aprono in continuazione, perché effettivamente, almeno da quello che si vede, non si giustifica diciamo, l'apertura o la gestione o la continuità dell'attività Col fatturato. con almeno, il fatturato così sono a apparente. vedere, apparentemente. Quindi dà da pensare che magari ci sia una veicolazione diversa del fatturato oppure motivi diversi che inducono i cinesi, magari per investimenti futuri o per qualche altro interesse, a mantenere aperte queste attività. Anzi, le dirò che nella sola provincia di Venezia fra il 2015 e il 2016 c'è stato un aumento esponenziale di aperture di negozi cinesi, ma non negozietti, parliamo di piccola e media, cioè di media e grande distribuzione, perché i negozi vanno dai 1000 metri, quelli che io ritengo negozi importanti, ai 3-4 mila metri, 5 mila metri. Ma sono anche strutture che costano anche solo ad aprirle, no? Perché se pensiamo a non so, le luci, riscaldamento, piuttosto che, cioè, sono conti che poi fa anche il piccolo o medio commerciante di casa nostra. Cioè, sì, se il costa. gioco vale la candela in qualche modo, no? Cioè, secondo noi non vale la candela, ma loro avranno ben dei motivi giustificati per dire che il gioco vale la candela. Per cui quando queste aziende vengono aperte, molto probabilmente, anzi quasi sempre, aprono con diciamo, strutture che affittano. E poi però bisogna anche mantenerle queste strutture. Possiamo dire che può esserci dell'altro, perché mi rendo conto che è difficile. Possiamo dire che può esserci dell'altro che giustifica. Adesso noi non possiamo dire con certezza che c'è dell'altro, ma immaginiamo che ci siano altri interessi e motivazioni per cui questi negozi li aprono, continuano a tenerli aperti. A volte si presume che ci siano delle passività di gestioni perché sono palesi, evidenti, insomma non si vedono grandi afflussi in questi negozi, eppure tengono aperti e non si capisce come e perché. Anche perché no, è un po' un classico che c'è il grande magazzino o per esempio il bar. Io per esempio personalmente non ho ricordi di, non so, faccio per dire, entri in un'agenzia immobiliare piuttosto che, cioè è un po' standardizzato anche diciamo l'imprenditore cinese di questo tipo, no? Mi pare che la situazione classica non si discosti da questa, sì. O il laboratorio che nella maggior parte dei casi insomma forse non ha proprio tutte le carte in regola, o il grande magazzino o magari il bar rilevato. Magari guardi, il fenomeno diciamo nuovo è quello che i cinesi praticamente stanno aggredendo tutto il mercato delle scommesse, dei giochi, quindi acquisiscono dei bar, li pagano quello che valgono, quello che costano e poi cercano di sviluppare quello che è il mercato dei giochi, delle slot machine e lì si presume anche che poi i passaggi dei denari, che sono parecchi, vadano ad alimentare anche altri tipi di attività. Oppure più semplicemente che ci sia lo scambio di denari attraverso i money transfer che tornano all'estero e quindi neanche rimangono in Italia, anche quindi, se insomma, sono denari spesi dagli italiani. Fuga di capitale, sì. Insomma, in qualche modo. In qualche modo, certamente sì. Come vi confrontate voi con le forze dell'ordine? Insomma, immagino che ci sia alleanza perché poi voi siete anche le prime sentinelle, no, del fatto che qualcosa possa non funzionare. Come funziona appunto questo controllo? Noi siamo partiti un po' da lontano con i controlli, cioè nel senso abbiamo fatto dei protocolli d'intesa con le varie prefetture,
abbiamo coinvolto la regione, abbiamo coinvolto la provincia, i sindaci, le forze dell'ordine, abbiamo coinvolto un po' tutti gli attori, soprattutto ultimamente, diciamo negli ultimi anni, abbiamo coinvolto anche le scuole, perché pensiamo che non è solo attraverso un sistema coercitivo che si risolve il problema, ma soprattutto anche attraverso un'attività formativa nelle scuole atta a portare i giovani, questo abbiamo fatto anche attraverso le università, dei progetti che vanno a premiare dei concorsi fatti con la diffusione attraverso smartphone della notizia, per arrivare a portare questo messaggio dalle scuole alle famiglie, in maniera tale da indurre i consumatori a non comprare più il contraffatto, oppure comprare dagli abusivi. Perché questo? Diciamo l'elemento principale io vado a collocarlo sotto l'aspetto salute, nel senso che il prezzo basso oggi è frutto della crisi, o il prodotto della crisi, è ricercato perché manca qualche soldino, quindi tutti cercano il prodotto che costa meno. Ma dietro c'è l'insidia, cioè un problema salute. Noi basti pensare che comprando un capo che è fatto 100 nella produzione normale, quella standardizzata nel rispetto delle norme e delle regole in Italia, può costare fino a 70 colorarlo, quindi solo 30 è il valore del capo grezzo, diciamo. Perché? Perché il colore costa se è sano, se è regolare. Certo, se non crea problemi poi alla salute. Certe aziende colorano, qualcuno dice anche i cinesi, colorano con la trementina. La trementina sarebbe una base utilizzata per dipingere il legno, è altamente cancerogena e va a incidere per il 3% del valore del capo, quindi stiamo ben attenti anche a quello che compriamo. Senza contare che ovviamente, perché non siamo qui per demonizzare i cittadini cinesi, che spesso si entra in un negozio, si compra un capo da un commerciante italiano, e per poi, se vai a vedere, ovviamente è made in Cina, nel senso che sì, comunque insomma bisogna, come dice lei, probabilmente anche essere consapevoli del fatto che... Allora, innanzitutto va detto che la distribuzione cinese, per esempio quella di Padova, non coinvolge solo il mercato riferito direttamente al cinese. Diciamo che lì vanno a comprare gli abusivi, per esempio, che poi distribuiscono nelle spiagge, che sono circa 3.000 che camminano ogni giorno nelle nostre spiagge. Lì vanno a comprare... 3.000? 3.000, sì, stimiamo 3.000 presenze, diciamo, di abusivi al giorno nelle nostre spiagge. Qui apro una parentesi. Ci sono stati e sono tuttora in essere dei controlli deliberati, diciamo, con gli ultimi consigli comunali, per esempio anche a Jesolo, dove consentono di sequestrare le merci destinate al mercato illecito, diciamo, sia sulle auto parcheggiate lungo la spiaggia, sugli appartamenti, sui magazzini. Prima questo si poteva fare solo se riferito ai brand. Oggi si può estendere un po' tutto, ma io quello che consiglio e ritengo opportuno a tutela del consumatore, io credo che il consumatore, al di là del prezzo, deve stare molto attento all'etichetta. L'etichetta è la carta d'identità di un capo, per cui... Cioè lo racconta in qualche modo, Lo racconta in qualche modo, diciamo che traccia un po' il percorso di quel capo, se è regolare. Adesso io non so se tutti i capi venduti dai cinesi sono regolari, probabilmente no, ma non è compito nostro fare i controlli. Se ce lo chiedono magari facciamo anche delle denunce chiare e circostanziate, ma è compito delle forze dell'ordine che fanno egregiamente il loro lavoro compatibilmente con le problematiche che ci sono sul campo, diciamo. Per cui, tornando all'etichetta, il consumatore deve sapere che deve essere completa, cioè nell'etichetta deve trovare innanzitutto scritto in italiano, perché siamo in Italia. Poi deve esserci scritta molto chiaramente la composizione del capo, deve esserci scritto in che percentuale, in ordine decrescente, e deve esserci scritto anche se ci sono prodotti di origine animale in quel capo, per cui filettature in pelle, pelliccia, piuma, il bottone di madreperla. Ma quello che è più importante è chi l'ha prodotto, quindi deve esserci il nome e l'indirizzo del produttore. Come un po' nel cibo, no? Come nel cibo. Quindi... Per cui noi dobbiamo poter identificare quel capo. Non so, se io mi metto una maglia che mi fa venire l'urticaria, io devo capire anche chi ha fatto quella maglia.
al di là di chi me l'ha venduta, quindi poter ricostruire le responsabilità. E nel caso questi prodotti fossero fatti all'estero, deve esserci il nome dell'importatore. Anche se noi ci battiamo da lungo tempo per il Made in, noi sappiamo che l'Europa non è molto propensa, diciamo, anche se c'è stata, devo dire, una delibera delle commissioni che gestiscono la cosa, sostenuta e portata anche un po' quasi ad obiettivo dall'Ara Comi, che rappresenta, diciamo, gli interessi nostri per quanto riguarda l'etichettatura, e speriamo che un giorno magari vicino si arrivi a poter identificare e dire questo è made in China, o meglio dire è made in Italy, perché noi ci teniamo il nostro made in Italy, perché siamo sicuramente i migliori, soprattutto in Veneto, perché in Veneto abbiamo delle produzioni di abbigliamento importante, abbigliamento penso che lo sappiano, rinomato. mi viene in mente perché ho letto l'altro giorno il colosso cinese Alibaba. Alibaba, diciamo, è una distribuzione. Sta cercando produttori di vino italiani, quindi voglio dire, alla fine no, il paradosso è che comunque i cinesi, probabilmente a un certo livello di imprenditorialità, cercano poi il Made in Italy da vendere nel mondo, no? Mentre noi in Italia Alibaba cerca, sì, certo, Alibaba cerca soprattutto produttori italiani per vendere il prodotto loro in Cina e anche in giro per il mondo. Questo vuol dire è lecito, nel senso che se è una convenienza, no, immagino per il produttore italiano, sì, perché no, che magari non ha una distribuzione così internazionale. Ma certo, ma Alibaba è forse l'unico, diciamo, motore cinese per la distribuzione di prodotti internazionalizzati in Cina e dalla Cina nel resto del mondo. Ma io non voglio mica demonizzare i cinesi, no, per carità, certo. Guardi, noi siamo un'associazione che i cinesi anche li associamo, soprattutto quelli che marciano questa diritto. sarebbe stata un'altra domanda. Ma ecco, noi siamo contrari a tutta quella che è l'area illegale, noi la combattiamo fortemente da sempre, ma non solo per quanto riguarda i cinesi, per quanto riguarda anche tutte le altre nazionalità, certo, ma soprattutto anche per quanto riguarda gli italiani. Noi siamo contro ogni forma di illecito commerciale, di abusivismo. Ecco, per esempio, le merci sequestrate o confiscate, per meglio dire, sì, ecco, quelle merci là noi abbiamo ottenuto come Confcommercio e Federazione Moda Italia che vengano distrutte. Cioè, siamo stati d'accordo. Ma prima che fine facevano? Prima praticamente ritornavano sui mercati. Adesso cosa succede? Queste merci possono essere trasferite alla Caritas perché qualcuno dice è un peccato anche buttare dei prodotti con tanta gente che ha bisogno, magari glieli regaliamo e hanno di che vestirsi. Benissimo. Però abbiamo bloccato. Quelli che non fanno male alla salute, ovviamente. Quelli che non fanno male alla già salute. Non è che uno che sta male. Ma di solito, diciamo, quelli che vengono sequestrati. Che non hanno il marchio. Che non hanno il marchio. Cioè, il problema è se la contraffazione riporta una regolarità nelle fibre, nella produzione, nei colori, allora quello è... Il problema è la commercializzazione. È la commercializzazione, no? Quindi il capo potrebbe anche essere. Però abbiamo ottenuto attraverso una legge che abbiamo proposto ed è andata a buon fine, che quanto non viene distribuito di questi prodotti dalla Caritas venga distrutto, questo sì. Quindi tutto quello che non viene l'esubero, diciamo, va distrutto. Senta, lei diceva appunto che è una questione di cultura. Che cosa fate? Cioè, lavorate con le scuole a partire anche da... Noi con le scuole? No, lavoriamo praticamente con le superiori. Con le scuole superiori. Perché deve esserci un certo grado di cultura anche da parte di chi acquisisce, diciamo, queste informazioni, per cui utilizziamo le università per sviluppare i progetti. Questi progetti poi vengono calati sulle scuole. Questa è già una cosa che è iniziata con settembre dell'anno scorso con la Ca' Foscari. Con Ca' Foscari di Venezia. Con Ca' Foscari c'è stato il primo sviluppo di questo progetto, che poi è stato adottato dal Provveditorato degli Studi attraverso la Regione Veneto, quindi trasferito alle superiori, e con un buon risultato, perché ecco, ci sono dei concorsi che i più bravi che producono un filmino magari attraverso gli smartphone per trasferirlo poi, ecco, e diffonderlo, vincono un premio anche, quindi diciamo che un po' anche diamo un po' di soddisfazione. Aspetti un attimo. Però vogliamo arrivare, ecco, concludo, arrivare alle famiglie con questo strumento. Vogliamo arrivare alle famiglie, ma ci arriviamo dopo la pubblicità.
Eccoci qui, stiamo chiacchierando in qualche modo di, abbiamo insomma un po' tra l'ironico, ma abbiamo visto che qualcosa di reale c'è, parliamo di invasione cinese, abbiamo messo un punto di domanda perché non vogliamo fare il processo a nessuno, certo. E tantomeno lo vuole fare il nostro ospite Giannino Gabriel, il presidente della Federazione Moda Italia Veneto, il quale ci spiegava che alla fine, come sempre in Italia, purtroppo mi viene da dire, è un problema culturale che voi state affrontando un po' alla base con l'università, le scuole superiori, però lei dice giustamente poi insomma gli acquisti avvengono in famiglia, no? Quindi certo. Voi volete arrivare alle famiglie. Infatti noi attraverso il progetto sviluppato da Rocca Foscari e calato diciamo negli istituti superiori, sostenuto dalla Regione Provveditorato agli Studi, vogliamo arrivare alle famiglie e quindi portare questo messaggio di legalità e convincere le famiglie che a volte comprare prodotti con etichettatura che non è regolare, comprare sono da giochi abusivi, tra l'altro, insomma, quindi vanno in mano a bambini anche piccoli. È già successo che la Guardia di Finanza abbia sequestrato o i carabinieri abbiano sequestrato dei giocattoli anche diciamo nei giorni vicini al Natale che poi sono risultati avvelenati da prodotti tossici. Per esempio cromo esavalente, quindi certo. Altamente tossici e cancerogeni, e pensiamo bene che questi sono giocattoli magari in gomma che vengono presi in bocca e succhiati dai bambini, quindi parlavo prima di pericolo determinato dai colori, non meno pericoloso è certamente quel prodotto che può contenere veleni trasferibili direttamente attraverso la bocca o attraverso la pelle comunque. Certo. Senta, prima lei diceva, noi non vogliamo demonizzare, ma a voi avete associati insomma, cinesi? Dei cinesi e che cosa, cioè, che confronto c'è? Perché poi se si parla ma non c'è un confronto diretto, no? È un po' un discorso, è come se fossero due binari paralleli che non si incrociano. Perché se un imprenditore cinese sta nelle regole, probabilmente anche lui è danneggiato dall'imprenditore cinese. Giusto. Giustissimo quello che dice. Non tutti i cinesi sono irregolari. Per cui noi, come dicevo prima, puntiamo sicuramente sul far rispettare la legalità a tutti i livelli. Quindi, nel momento che diamo le nostre consulenze agli italiani o ai cinesi o chi che sia, diamo delle indicazioni di legalità. Mostriamo quelle che sono le strade della legalità nel commercio e poi ognuno fa quello che ritiene più opportuno, perché noi non possiamo mica andare a controllare poi quello che fa uno uscito dai nostri uffici, ma certamente diamo tutte le indicazioni perché possa esserci presupposto per una guida legale dell'azienda. Ma teniamo presente, ripeto ancora, che non tutti i cinesi vendono cose illegali. C'è anche chi gestisce un bar, chi comunque vende in modo assolutamente regolare e si comporta esattamente come dovrebbe. No, mi incuriosiva capire come magari loro raccontano magari questo fenomeno che è comunque sempre più diffuso, questo dell'illegalità in realtà. Forse non ne parlano ancora. Diciamo che non ne parlano, ma è evidente, è chiaro anche che determinate aziende non sono nel binario giusto in termini di legalità. Però vede, noi associamo i cinesi, molto spesso però rimangono associati e acquisiscono in termini informativi tutto quello che dovrebbero fare, perché noi diamo consulenza assolutamente in questi termini, riteniamo di farlo anche bene. Facciamo attività formative per dire quello che si deve fare, come si deve fare e quello che è il rispetto delle regole. Però il cinese normalmente la contabilità non la tiene da noi, la tiene in studi cinesi. E anche questo io devo dire che le forze dell'ordine a volte dovrebbero essere anche più preparate, perché i verbali che vengono contestati dai cinesi o anche da non cinesi, diciamo queste contestazioni vengono fatte in modo molto accorto da gente molto preparata e molto esperta e alla fine qualche volta o qualche spesso riescono anche a contestarle. Qualche spesso. Senta, siamo vicini ai saldi, no? Sì. Che partono? I saldi quest'anno partono il giorno 2.
Il giorno al 2, di là di quanto magari si legge... Parliamo del Veneto naturalmente, giusto? Parliamo del Veneto, ma parliamo diciamo in larga parte anche un po' di tutta l'Italia. Fatta qualche eccezione, partono quasi tutte le regioni il giorno 2. Infatti lì abbiamo fatto un lungo lavoro negli anni scorsi per arrivare ad avere delle date uniche. Non siamo riusciti al 100%, ma direi al 90% sicuramente 90%. sì. Quindi partono tutti il giorno 2, al di là magari di qualche notizia sbagliata che abbiamo letto sui vari social. Quindi segnatevi il 2, insomma. Quindi segnatevi il 2 perché saranno sicuramente delle buone occasioni che troverete nei negozi, anche perché purtroppo anche quest'anno arriviamo con un buon numero di prodotti, di capi, ancora con un assortimento buono, perché purtroppo la stagione non è stata delle migliori, abbiamo avuto il tempo che non ci ha aiutato, certo. E quindi si faranno sicuramente degli ottimi affari. Diciamo che la primavera è stata un po'... La primavera è stata un po'... L'abbiamo vista in cartolina, come si dice. È stata una primavera lunga. D'altronde, insomma, che non ci sono più le mezze stagioni, lo sappiamo. Ecco, un'altra cosa volevo dire. I negozi sulle spiagge... Ecco, non sono negozi. No, i negozi sulle spiagge, diciamo, stanno perdendo un buon 50% di fatturato ad oggi rispetto all'anno scorso. Pensavo si riferisse ai venditori ambulanti. No, parlo sempre dei saldi. Sì. Diciamo che i saldi che stiamo attendendo ormai avranno anche un buon successo, io ritengo, perché di merce ce n'è ancora parecchia. Infatti abbiamo venduto un 50% in meno perché soprattutto nelle spiagge c'è stato meno turismo, meno presenze, gli alberghi stessi hanno sofferto già un 20% rispetto a quelle che sono state le presenze dell'anno scorso, sono state buone, quindi speriamo che la stagione continui al bello adesso. Senta, qualche consiglio? Insomma, li conosciamo, però è bene fare un ripasso. Ma se io devo dare un consiglio ai consumatori, li inviterei a pensare di più, perché adesso sta andando di moda, tornare ai negozi di vicinato. Quindi io chiedo anche ai sindaci di darci una mano a riportare la gente in negozio, perché in negozio riteniamo di dare con la nostra professionalità una consulenza di eccellenza, io credo, al cliente, ma non per riportarci tanto al passato, quanto per portare la nostra professionalità, la nostra cultura, la nostra preparazione e formazione a disposizione del nostro cliente, del nostro consumatore. Io direi, piuttosto che farsi una chiacchierata con gli scaffali di un supermercato, che sia italiano o cinese, è meglio tornare al negozio, diciamo, di vicinato, quello sotto casa, che magari abbiamo ancora qualche soddisfazione in più e una garanzia di comprare dei prodotti che poi anche in un secondo momento possono essere sempre riscontrati dal consumatore, il commerciante, perché lo conosce, perché è lì vicino. Anche perché spesso entriamo in negozio e non guardiamo nemmeno dove siamo, no, siamo talmente... Cioè non c'è nemmeno più il piacere, perché poi lo shopping, insomma... È un piacere. È un piacere, deve esserlo, deve anche essere gratificante, perché serve anche quello, specie insomma, se come tutti speriamo si esce poi da periodi in cui... bisognava stare attenti veramente poi a come spendere i soldi. Naturalmente è sempre importante stare attenti, però questo fatto di godersi anche l'acquisto è una cosa che abbiamo perduto, quindi lei diciamo che sta sponsorizzando il negozio a chilometro zero, un po' come fanno gli agricoltori, certo. Sì. con i prodotti. E soprattutto direi al consumatore: controllate bene le etichette, perché noi abbiamo fatto una campagna proprio per informare bene sia i commercianti che i produttori dell'importanza dell'etichetta, anche a livello sanzionatorio, diciamo, perché c'è il codice del consumo che va rispettato, ma tutto nell'interesse del consumatore che la deve guardare questa etichetta, perché è nell'etichetta che può rilevare se conviene comprare un capo, magari perché ha il prezzo molto basso, o se vale la pena di spendere qualche euro in più e comprarsi la sicurezza attraverso anche la consulenza di un bravo commerciante, quel commerciante tradizionale, che non è grande distribuzione. Allora, noi ringraziamo Giannino Gabriel, Presidente Federazione Mode Italia del Veneto,
ma continuiamo ad occuparci di questo tema e lo facciamo con l'autore di questo libro. Intanto vi presento il libro, poi vi presenterò anche l'autore, Antonio Selvatici, Il Sistema Prato, perché il Sistema Prato è quello da cui siamo partiti noi, certo, a inizio trasmissione, ed è quello che si teme si possa diffondere anche in Veneto. Per cui state lì, a tra pochissimo.